Questa iniziativa a Sardandendi, a Villa Salto, ci sono delle persone che sono venute dalle Ande e stanno portando avanti questa iniziativa un po' in tutta la Sardegna, portando avanti quello che è la loro cultura. Perciò qui abbiamo Lisandro che ci racconterà un pochino quali sono queste iniziative e perché sono veramente qua. Prego Lisandro. Bene, questa iniziativa è nata un anno fa, quindi abbiamo conosciuto una ragazza della Sardegna, io e i miei amici siamo dell'Argentina, e bene, questa iniziativa è fare un intercambio culturale entre le due regioni, che le due regioni hanno una lingua propria, dopo fanno strumento con la cane, lo due, entonces con la uneda, quindi là tiene la quena o la zamponia che sono fatto di cane también, e dopo abbiamo también pensato con tessuti, loro trabajan con tessuti, quindi qui también si lavora con tessuti. Bene, entonces ha nacido questa idea di filmare qui personaggi che fanno strumento musicale. Dopo questa registrazione l'abbiamo portato nelle Ande, anche la uneda, anche mirto, tessuti, l'abbiamo mostrato a tutti i musicisti, anche aldeas, consolati italiani, circoli sardo, e bueno, y dopo los musicisti che provavano la uneda, che per prima volta potevano arrivare a questo strumento, non mai visti. Claro, intentare suonare, che viene difficile, cioè, no? molto difficile. Sì. Quindi ha sido una soddisfazione. Ha conosciuto Luigi Lai allora? Lo abbiamo conosciuto di San Vito, un grande maestro, un buon suonatore, ho tenuto il privilegio in una sera di che le ha suonato per noi. Per voi, adesso devo andare a intervistare anche lui. Molto bene, sì, dopo lei non ha partecipato di questo documentario, però una buona persona non ha ricevuto nella sua casa. Bene, dopo che abbiamo mostrato in le Ande, allo musicista abbiamo invitato, si quiere partecipare para che dopo rientrare qui quest'anno con i due video che fanno parte di uno solo che è Sardandendi, e adesso stiamo facendo una gira di presentazione, non tutta la Sardegna, però quasi tutta, Santa Teresa de Gallura, Bossa, Gersu, Muravera, Portocorallo, molto bene. Villa Salto, non mi ricordo che altri paesi. Certo. Però bene, quindi... Perciò questo video, questo filmato che voi avete fatto un po' misto, un po' nelle Ande e un po' qui in Sardegna. 3 mesi qui in la Sardegna e dopo 3 mesi nelle Ande. In due regioni abbiamo filmato, un'esperienza molto bella per me di conoscere questa è la cultura sarda e dopo che tanta gente possa arrivare a vedere che tanto la Sardegna come le Ande. Sì, bene, mi fa molto piacere. Grazie Lisandro, buona continuazione. Ciao e buon saluto alle Ande.